Calano in Veneto le richieste di apertura formale del procedimento per crisi aziendale, che nei primi 6 mesi del 2016 sono state 212, per un totale di 295 comunicazioni complessive, ovvero la metà circa rispetto a quelle richieste nello stesso periodo ma dell'anno passato. Questo il dato sottolineato nell'ultimo report sull'impatto occupazionale delle crisi aziendali regionali, curato dall'Osservatorio e Ricerca di Veneto Lavoro. Di conseguenza si è dimezzato anche il numero dei lavoratori coinvolti, che sono passati dagli oltre 12.000 dell'anno scorso ai 6.840 di quello in corso. In calo anche i licenziamenti collettivi, che hanno coinvolto 2.854 lavoratori. Dati imputati a diversi fattori. Sono due fattori. Uno è che abbiamo accompagnato tutte le crisi prendendole passo passo, abbiamo provato a dare strumenti di sostegno finanziario, abbiamo parlato con le banche, abbiamo aiutato i lavoratori a riqualificarsi, abbiamo aiutato e quindi accompagnato nella trasformazione. Quindi molte di quelle aziende che potevano essere in crisi le abbiamo prese prima che diventasse una situazione drammatica. Ma a dirla tutta, c'è un altro aspetto su cui occorre riflettere, osservando i dati anche sotto un'altra prospettiva. Sono diminuite il numero di imprese complessive e quindi anche questo dato della diminuzione delle crisi deve essere visto anche in controluce. Non è che forse stiamo diminuendo il numero di imprese, non è che forse la crisi ha già raso al suolo, ahimè, quelle che erano più fragili, però questo è un sapore dolce amaro.